Nonostante l'impegno non siamo riusciti a centrare questi obiettivi che ci aveva posto la Comunità Europea. Io ritengo che sia importante cambiare la mentalità delle persone, non bastano i divieti. 2018 anno nero per gli incidenti sulle strade del Veneto, in controtendenza con i dati nazionali. Crescono gli incidenti e aumentano le persone che hanno perso la vita sulle strade, da 301 a 311, il 3,3% in più. In provincia di Padova i dati peggiori: 2.964 incidenti nel 2018, 66 in più dell'anno precedente e addirittura 58 morti contro i 46 del 2017. Sale anche il numero di pedoni uccisi da 3 a 6, ma in proporzione al numero di abitanti la maglia nera in Veneto va a Treviso. Purtroppo Treviso è la nostra maglia nera, un po' per la conformazione delle strade, un po' perché purtroppo su quelle zone c'è un grandissimo movimento di mezzi, anche di mezzi pesanti. Negli ultimi 3-4 anni abbiamo avuto si è fermata la discesa degli incidenti e dei morti. Sarebbe interessante capire perché, ecco, se riusciamo a scendere sotto questo livello ancora nei prossimi anni. In provincia di Padova, più che altrove, il 40% degli incidenti è causato dalla guida distratta e più del 25% dal mancato rispetto della segnaletica stradale. Ci sono delle fasce età più a rischio che sono i giovani naturalmente, fino ai 35-40 anni, poi riparte dai 65 anni in su. Come si può pensare che il nostro cervello riesca a percepire tutti i pericoli che ci sono sulla strada, ad adeguare la propria condotta, se sono fortemente distratto nemmeno solo da una telefonata che già distrae tantissimo, ma addirittura dal scrivere messaggi, da chattare tranquillamente? Possibile che la nostra vita valga meno di un messaggio su una chat? E se è vero che la distrazione è la prima causa di incidenti, è altrettanto vero che la gran parte dei sinistri, anche mortali, si verificano sempre lungo le stesse strade. Nel Padovano, infatti, la statale 16 Adriatica, la Padana Inferiore, la Valsugana, la Padana Superiore e la Piovese, che rappresentano, insieme ai tratti autostradali, le direttive della rete stradale principale. Quanto alle patenti, nel 2018, solo a Padova, la prefettura ne ha sospese 1500, 900 per abuso di alcol, 120 per droga e ne ha revocate 195, in aumento del 9% i casi di conducenti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.